erano rimasti solo 4 ragazzi che stavano raccogliendo i materiali, quando poi evidentemente, insomma, adesso senza voler io lanciarmi in una nesso causa-effetto, insomma, ma vedendo che il numero era diminuito, presumo, è arrivata un gruppo di persone che i ragazzi nostri hanno quantificato sulla trentina, è arrivato di gran corsa, tempo proprio di qualche insulto, ma nella foga, diciamo, e subito hanno aggredito i nostri militanti. L'aggressione è avvenuta nei momenti finali del banchetto che Casa Pound stava facendo sabato mattina in Prato della Valle, un'iniziativa autorizzata dalla Questura di Padova. Il racconto di Carlo Cardona, referente regionale del movimento di estrema destra, ricostruisce il blitz degli attivisti del centro sociale Pedro, una trentina circa a fronte di 4 militanti di Casa Pound. Uno dei ragazzi ha avuto delle conseguenze pesanti rispetto all'aggressione, perché poi ha dovuto subire un'operazione perché ha avuto delle ossa rotte in faccia e hanno dovuto applicargli delle placche in titanio per ricostruire la faccia, ecco, rischiava di perdere la vista. In questi giorni la politica locale ha condannato la violenza subita dai militanti di Casa Pound, ma si è aperto il dibattito sui fogli di via disposti per alcuni antagonisti che però studiano a Padova. La presidente Ampi di Padova, pur condannando il comportamento degli attivisti del Pedro, chiede che non venga negata la possibilità di studiare in città. Se volevano avere il diritto allo studio potevano fare a meno di comportarsi da briganti. Cioè, ma a me sembra veramente una polemica incredibile, e una polemica che non coglie la gravità del fatto. Casa Pound spiega anche le parole usate nella nota ufficiale subito dopo l'aggressione. Quando Casa Pound sbaglia le pene sono molto molto severe, il circolo mediatico si muove in maniera compatta nel condannare, nessuno si pone se uno dei nostri il problema ha diritto a studiare o meno dopo un eventuale caso successo, e invece vedi che qua c'è tutto un altro tipo di trattamento. Noi quando definiamo mafia antifascista è tutto questo mappazzone. I banchetti allestiti in Prato della Valle erano destinati alla raccolta firme per la reimmigrazione e il rimpatrio dei migranti. Casa Pound ha annunciato che sabato prossimo torneranno in piazza nello stesso punto in cui i militanti sono stati aggrediti.